Conegliano imbandierata già racconta la trepidazione per la settimana del raduno triveneto degli alpini. Ci stiamo avvicinando al clou, alla 3 giorni del centenario, comincerà la prossima settimana, venerdì, sabato e domenica. Come sta procedendo? Sta procedendo benissimo, è tutto organizzato, è già tutto pronto, siamo addirittura d'arrivo. Sarà una settimana ricchissima di alpini, quella nella programmazione delle reti media nord-est. Da lunedì per tutta la settimana 3 collegamenti dai gruppi della sezione di Conegliano, dalle sezioni dell'area vicentino-bassanese e da quelle friulane nelle edizioni di mezzogiorno sia per la prima edizione dei telegiornali di Antena 3, TV12 Udine e Tele4 Trieste che nel Focus TG di Rete Veneta. Nei TG della sera servizi e collegamenti in diretta dalle sezioni della Marca e del Bellunese, ricordando che proprio da Conegliano con Belluno nacque il primo raduno del terzo raggruppamento alpini. Questo è il 10° raduno che facciamo a Conegliano. Il primo è iniziato nel 48, quando tra la sezione di Belluno e la sezione di Conegliano si misero d'accordo di fare una specie di raduno interregionale oltre a quello nazionale. Venerdì sera dalle 20:30 Antenna 3 trasmetterà in diretta il concerto di apertura del Duomo di Conegliano. Sabato dalle 13:30 inizierà una lunga diretta con 3 inviati sugli eventi ufficiali, ma anche dagli accampamenti per raccontare il raduno direttamente dalla voce dei protagonisti. Ma sarà nella serata del sabato la novità delle reti media nord-est con una doppia programmazione. Dalle 20:30 Antenna 3 e TV12 racconteranno la grande festa nelle piazze e lungo lo sfilamento, mentre Rete Veneta con Tele4 seguiranno in diretta i 3 concerti nelle chiese di San Rocco, San Martino e del Collegio Immacolata. Uno spettacolo unico poter seguire contemporaneamente l'esibizione di 9 corali. E dalle 23 a Reti Unificate seguiremo la convergenza di fanfare e cori nella scalinata degli Alpini per i canti finali e l'inno nazionale. Poi ripartiremo dalle 7 di domenica per raccontare dall'ammassamento la trepidazione prima della sfilata e a seguire lo sfilamento fino al passaggio della stecca con la sezione di Gemona per il raduno triveneto del 2026 a 50 anni dal tragico terremoto del Friuli.